Dopo la nettissima vittoria nel derby contro la Virtus Padova, il calcio Padova femminile torna in casa, torna in via Vermigli dove ospita l'Imolese per la 9ª giornata del campionato di Serie B. Le biancoscudate vogliono accorciare ancora di più le distanze che le separano dalla vetta e cercano di mettere in chiaro subito le cose. Infatti già al 4º minuto c'è Mariana Fabruccio che entra in area, il suo tiro con il destro è parato in 2 tempi dal portiere. Si fanno vedere poi le romagnole che riescono a rubare così un pallone a centrocampo. La ripartenza è veloce, porta il tiro Baravand che sfiora la traversa, ma quando il Padova accelera è letale. 33esimo minuto, Claudia Ferrato entra in area di rigore, il servizio per Marianna Fabruccio ed è ancora lei a spezzare l'equilibrio, ancora lei a segnare il gol dell'1-0 che porta meritatamente in vantaggio il Padova. Rivediamo il gol di Fabruccio schierata ancora nel tridente offensivo. Si arriva quindi nella ripresa e il Padova inizia a dilagare. Arianna Catuzzo entra in area di rigore, il servizio per Michelon che si inserisce benissimo e batte con il destro il portiere sotto la traversa. Dopo 7 minuti del secondo tempo il Padova si porta sul 2-0, ma passano neanche 60 secondi e ancora l'azione del Padova orchestrata questa volta da Fabruccio per Ferrato, l'inserimento ancora perfetto di Michelon che tira di prima intenzione sul primo palo, non perfetto qua l'intervento del portiere. Padova che praticamente chiude la partita all'8º minuto della ripresa con il gol del 3-0. biancoscudate però che non si fermano e fanno vedere dei momenti di ottimo calcio. Qui Catuzzo, ancora il pallone che arriva a Giubilato, difende la sfera e poi con il sinistro supera il portiere. Ancora un gran gol di Margherita Giubilato, servita in questo caso da Marta Michelon. Rivediamo, è bravissima a girarsi in un fazzoletto a superare il portiere fuori dai pali. Un Padova dilagante, opera anche i primi cambi mister Babetto. Uno di questi cambi è Sofia Carli che vuole entrare anche lei al Festival del Gol ma sfiora soltanto il palo. 22esimo minuto, azione da calcio d'angolo, guardate come si gira e tira subito di prima intenzione Arianna Catuzzo che segna così il gol del 5-0. È un Padova che non si ferma più e c'è gloria anche per Claudia Ferrato, entra anche lei nel tabellino dei marcatori dopo 2 assist, segna il 6-0. Ottimo il suo diagonale di destro, festeggia anche indicando il cielo Claudia Ferrato che va vicino anche alla doppietta personale al 29esimo. Qua è ottimo l'intervento del portiere che le nega il gol. Qua però poi c'è una disattenzione della difesa dell'Imolese, ne approfitta Claudio Saggion che recupera palla e segna così il definitivo 7-0. C'è gloria anche quindi per il giovane centrocampista biancoscudato, finisce in goleada 7-0 per il Padova che è stato in grado di segnare 12 gol nelle ultime 2 partite. Padova adesso quarto a solo 4 punti dalla vetta in attesa del prossimo big match in casa della New Team Ferrara.